Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, earn it, flip it. Li troviamo nelle fabbriche a svolgere instancabilmente i lavori più ripetitivi, nello spazio profondo intenti ad esplorare i corpi celesti e sempre più spesso, anche se ormai non ce ne accorgiamo, all'interno delle nostre abitazioni. Protagonisti di questo speciale sono i robot, sogno e bisogno della nostra vita quotidiana, ormai parte integrante del nostro tempo. Point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. Sì, senz'altro, questa è proprio la scommessa che noi robotici stiamo affrontando a cavallo della transizione di questo millennio. I robot sono stati utilizzati negli anni '80 nelle fabbriche, poi sono usciti progressivamente dalle fabbriche per applicazioni in campo esterno, in tutte quelle situazioni in cui c'era un rischio per l'uomo di accesso a zone diciamo di pericolo. Poi che cosa si è osservato? Che grazie alle potenzialità sensoriali di questi robot e grazie al fatto che è possibile renderli sempre più autonomi e sempre più intelligenti, allora la scommessa attuale è quella di poter utilizzare un domani i robot per applicazioni domestiche nelle nostre case. Facciamo un passo indietro. Quando è che si iniziano ad intravedere le prime radici culturali della robotica? E più precisamente con il termine robot che cosa intendiamo? Robot deriva dal ceppo di lingue slave e significa letteralmente robota, lavoro subordinato, lavoro esecutivo. Fu introdotta nel 1920 in un'opera teatrale di un commediografo ceco, tale Karel Čapek, ed è il primo riscontro storico dell'utilizzo della parola robot in chiave moderna per indicare una creatura meccanica subordinata all'uomo. Rossum, che è il protagonista di questa novella di Čapek, realizza una serie di automi per automatizzare la sua bottega, quindi è un primo esempio di realizzazioni di macchine automatiche di ausilio all'essere umano. La robotica sta dunque ampliando i propri orizzonti ed entra a far parte sempre più di gruppi di interesse. Quali sono quelli principali? Attualmente l'interesse è molto sulle applicazioni cosiddette antropiche, cioè robot utilizzati in coabitazione con gli esseri umani. E queste una serie di applicazioni, per esempio in campo medico, in campo riabilitativo, ma anche c'è un connubio attualmente tra robotica e biomedica, tra robotica e neuroscienze, perché da un lato noi tecnici, noi technology, vediamo nel tentativo estremo di replicare quelle che sono le funzioni dell'uomo, perché poi è sempre quello il modello ultimo da imitare, la possibilità di realizzare sempre delle macchine più intelligenti. D'altra parte i neuroscienziati e coloro i quali si interessano di applicazioni biomediche vedono nei robot una palestra per verificare quelle che sono teorie che fino a 20 anni fa erano totalmente astratte e non confortate da realizzazioni sperimentali. In quali di questi settori si prospettano gli sviluppi, le rivoluzioni più interessanti? Sicuramente nel discorso della interazione tra robot e esseri umani. La scommessa è questa. 20 anni fa, quando i personal computer si sono sviluppati, nessuno credeva che ciascuno di noi sviluppasse una dipendenza tale da questi personal computer. Bene, la scommessa è che di qui a 20 anni ci siano delle macchine, non necessariamente di forma antropomorfa, di forma umanoide, che sia talmente scontata la loro presenza fino a diventare quasi, intuitivo il fatto di utilizzarlo. Insomma, dalla visione di Chaplin in tempi moderni le cose sono cambiate. Sì, assolutamente. La metafora dei tempi moderni era un robot assolutamente
per applicazioni tipo alienante. Noi diamo per scontato che i robot sono stati introdotti nelle fabbriche perché? Perché chiaramente c'è un discorso di affidabilità e di qualità del lavoro fatto da una macchina rispetto all'operaio che lunedì mattina potrebbe essere stanco o il venerdì sera potrebbe essere altrettanto, diciamo, alienato da una settimana di lavoro. Bene, però nel momento in cui noi rendiamo queste macchine più intelligenti, poi correlando le varie informazioni e il fatto di interagire con l'ambiente, la macchina un domani potrà essere messa in condizione di sviluppare anche delle reazioni e dalle reazioni ai sentimenti il passo non è tanto lontano. Dagli vita, capito? Dai vita alla mia creatura! Dagli vita! E che cos'è più precisamente l'intelligenza artificiale? Com'è che la definiamo? A mio avviso la definizione di intelligenza artificiale, di tutto ciò che va sotto il nome di sistemi cognitivi, di sistemi esperti, è una definizione che va progredendo col tempo. È ovvio che tutti noi vorremmo realizzare il sistema perfettamente autonomo, perfettamente intelligente. Questo è anche un discorso, a mio avviso, da un punto di vista etico, nel senso che vogliamo veramente che il robot, la macchina, sostituisca completamente l'essere umano. Ci sono studiosi che si occupano anche dei problemi di interazione sociale tra uomini e robot, nel senso che io un domani preferirò avere un badante in carne e ossa oppure un badante robotico. Senta, la cinematografia da sempre propone temi legati appunto all'intelligenza artificiale. Abbiamo esempi di umanoidi, no? Al nostro servizio, quindi amici, altri nemici, altri semplicemente che ricercano la loro indipendenza. La domanda è questa: quanto i sogni aiutano a catalizzare quello che poi diventerà la realtà? La trasfigurazione cinematografica ha fatto da traino, nel senso che parecchi dei visionari nel nostro settore sono stati decisamente ispirati dalla visione fantascientifica del robot, quello che era 2001 Odissea dello spazio, che sembrava molto di là da venire, poi in realtà ha portato una serie di applicazioni in cui i robot delle applicazioni, delle realizzazioni cinematografiche sono stati poi realizzati in realtà. Tra l'altro i giapponesi, che sono sempre stati all'avanguardia della tecnologia robotica, sono stati ispirati nella realizzazione dei vari sistemi umanoidi proprio dalla fumettistica, nel senso che i robot umanoidi sviluppati dai giapponesi sono delle realizzazioni vive, meccaniche, di quelli che erano i personaggi dei cartoni animati. I'm Robo-Thespian. You may remember me from such promotional films as Robo-Thespian. The benefits of a mechanical actor in your establishment. Un robot sarà mai in grado di agire in maniera autonoma, insomma, avere una propria coscienza? E questo è un problema molto sentito, nel senso che via via che noi rendiamo queste macchine sempre più intelligenti, è in grado di interagire con l'ambiente, quindi anche con altre macchine e con gli esseri umani, c'è il desiderio, oppure mi consente di dire anche il pericolo, che queste macchine, andando a correlare le diverse informazioni, possono poi apprendere via via diversi stati dell'ambiente delle persone con le quali interagiscono e quindi arrivare a sviluppare una coscienza. E questo è uno degli aspetti di cui si occupa la cosiddetta roboetica, cioè l'etica dei costruttori, dei realizzatori e degli utenti dei sistemi robotici. A questo proposito, quanto le 3 note leggi di Asimov sulla robotica sono ancora attuali? Quello che era pura fantascienza, pura immaginazione visionaria di uno scrittore di fantascienza, in realtà ha fissato quelle che sono le basi a cui noi dovremmo attenerci nella realizzazione di macchine via via sempre più intelligenti. Il suo libro Robotics è uno dei libri di testo più utilizzato nelle università del mondo intero, ma la domanda è questa: cos'è che l'affascina di più di questo settore, di questo campo, insomma, della robotica? Ma io mi sono avvicinato alla robotica quasi per caso, nel senso che quando ho completato i miei studi, ho conseguito la laurea nel 1982, ero proiettato a lavorare per una delle aziende di punta in campo elettronico.
Poi il gruppo di ricerca dell'Università di Napoli Federico II, a quei tempi, un gruppo di controlli automatici, cominciava a interessarsi, diciamo, di robotica. Io che ho letto i libri di Asimov da bambino ne sono rimasto totalmente affascinato. Di cose ce ne sarebbero da dire moltissime, però è giunto il momento dell'ultima domanda. Qual è il suo sogno personale legato all'intelligenza artificiale? Ma questo è difficile dirlo, nel senso che il mio sogno personale è vorrei poter vedere una rivoluzione al pari dell'introduzione del personal computer. Ecco, insomma, il mio sogno è vedere un qualche cosa che sia il personal robot realizzato su una scala di massa, cioè nel senso non come oggetto di ricerca, come oggetto di laboratorio. Ecco, secondo me questo oggetto non è stato ancora identificato, però ecco, se penso al progresso che è avvenuto negli ultimi 10-15 anni, non escludo che di qui a 10-15 anni noi avremo un qualche cosa che sia il personal robot, e questo è un qualche cosa che ancora deve avvenire, che però non escludo che possa avvenire di qui a 15-20 anni.それではまたお会いしましょう。